erano 2 anni fa, il 6 novembre dell'anno scorso l'abbiamo fatta. E alcune cose le avevo chieste, se voi andate a tirare fuori la mia dichiarazione, che è la mia dichiarazione pubblica, quella che ho depositato, cioè, avevo chiesto che per il Mose il governo avrebbe dovuto fare un commissario straordinario. E dopo 2 anni l'hanno fatto, per cui sono molto contento. Tra l'altro io l'architetto Spizia la conosco, la stimo, insomma sono convinto che siamo sulla strada buona. Noi diremo una serie di cose che adesso non vi anticipo perché mi sembra corretto dirlo prima del comitatone, però con una visione d'insieme. Chiederemo una cabina su Venezia specifica, che può essere anche sotto diretta supervisione proprio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sia di coordinamento e di controllo. Cioè a noi interessa che la città sia coinvolta in tutte le fasi, cioè non c'è soltanto il Mose, ci sono tutte le opere di marginamento da finire, c'è tutta la parte ambientale su Marghera, c'è il dragaggio dei canali, la pulizia di lì, ci sono le competenze, insomma tantissime cose che devono essere coordinate. Non possiamo più accettare che da Roma, a seconda dei ministeri, a seconda dei vari singoli, anche ottimi tecnici, poi ci siano scelte sempre un po' le più disparate possibili. Ma perché c'è dobbiamo anche il risolvere. finanziamento della legge speciale. Certo, uno dei temi è proprio la disciplinazione della legge speciale, ma non c'è solo questo, c'è proprio il coordinamento, perché i soldi non possiamo più buttarli via, dobbiamo coordinarli su un progetto generale che noi abbiamo, che la città ha, l'abbiamo sempre dichiarato, adesso lo ripetiamo ancora, c'è già l'altra volta, adesso avremo forse ancora più occasione per essere ascoltati, insomma. Però grazie per l'interesse, lo dico sinceramente. Scusi, si può fare una stima di quante risorse servono per Venezia, di tutto quello che lei ha accennato? Allora, oggi appunto al comitatone daremo una serie di indicazioni, poi la stima dei danni si dividono tra i danni che è direttamente, diciamo, ascrivibili all'evento catastrofico, quello del metro 87 di acqua. Questo lo vedremo entro fine anno, perché da lunedì prossimo apriremo proprio i nostri uffici del commissariato alle famiglie e alle imprese per sapere effettivamente quanti danni hanno ricevuto, e sarà tutto pubblico ovviamente. Ma anche oggi stimiamo quello che serve per finire i lavori che sono già pronti.